Buongiorno a tutti, mi chiamo Deborah Milani e sono la presidentessa dell'associazione Hauser Museum Project di Macerata sul Piave. Allora, il Museum Project è nato circa 20 anni fa a sostegno del Museo della Grande Guerra che c'è a Macerata sul Piave, e quindi per promuoverne l'apertura, le visite e anche alcune mostre cartografiche che sono state fatte al loro interno, e la collaborazione con le scuole del territorio ma anche di altre scuole. Nell'anno della svolta del terzo settore l'associazione stava quasi per essere chiusa perché eravamo rimasti in pochissimi e non si riusciva più a portare avanti determinati progetti. Al che, avendo rinnovato completamente col terzo settore e aggiornata l'associazione, abbiamo pensato che era veramente un peccato chiuderla, anche perché poi riaprirla sarebbe stata un iter burocratico credo da impazzire. E quindi io mi sono pensata di unire varie anime, vari gruppi presenti di volontari nel territorio. Uno è il gruppo di lettura mensile, Lettori Ostinati, che si trova una volta al mese per discutere di un libro. L'altra anima storica per il Museum Project. Un altro gruppo variabile a seconda degli impegni familiari è un gruppo di lettura per i bambini, quindi facciamo storie animate per bimbi, fatto storicamente sempre in biblioteca a Macerata. Adesso le cose sono un po' cambiate con le nuove amministrazioni, ma ad esempio adesso abbiamo una convenzione con il comune di Villorba dove entriamo nel maggio dei libri e facciamo una lettura al mese in biblioteca a Villorba, e facciamo comunque anche a Macerata una volta al mese delle letture animate in una sala comunale. Un altro gruppo, sempre di volontari, è il gruppo di letture, di reading per adulti, formatosi nel tempo facendo vari corsi di letture animate e di letture appunto a voce alta. Alcuni di noi si sono uniti in questo gruppo e adesso facciamo vari spettacoli, diciamo sempre di teatro civile, ecco. E questa è un po' la storia del Museum Project. Allora, noi diamo appunto le letture per i bambini, con una cura molto particolare alla ricerca dei testi, che devono essere, insomma, rientrare nello statuto del Museum Project, rientrare nei vari, nell'etica e nella morale dell'associazione, e facciamo molte prove perché facciamo le letture animate, a volte siamo in 2, 3, 4 e quindi sono tutte con personaggi, con voci, e questo è quello che facciamo per i bambini. Per gli adulti invece abbiamo vari spettacoli cresciuti nel tempo, negli ultimi 10 anni. Abbiamo partecipato a Vaillant, ad esempio, sulla piattaforma messa a disposizione da Paolini, non con il testo di Paolini ma con un testo nostro. Altri spettacoli che facciamo sono, ad esempio, per il Giorno della Memoria abbiamo fatto una riduzione, ma neanche tanto, del libro di Stefano Massini, Adolf Eichmann, Quando inizia la notte, e appunto per il Giorno della Memoria è un dialogo tra Hannah Arendt e Adolf Eichmann per capire come si è arrivati a certe cose. Altro spettacolo sono 2 spettacoli sul femminicidio, uno con un occhio puntato alle donne, quindi letture di donne che hanno subito più o meno insomma, serie, alcune divertenti. Un altro spettacolo che abbiamo improntato proprio per novembre dell'anno scorso è con un occhio completamente sul maschile, quindi solo il punto di vista, il focus sui maschi violenti. E ogni volta invitiamo delle associazioni del territorio, ma quest'ultima volta ad esempio abbiamo trovato un'associazione in prima persona che fa colloqui con maschi violenti, che partecipano alla serata e quindi danno un'informazione territoriale di cosa c'è nel territorio e cosa si può usufruire.
Un altro progetto che per gli associati è un corso di back school che ha un successo veramente grande e lo facciamo a Maserata, a Varago, con un kinesiologo, fisioterapista, per la postura, colonna vertebrale e quindi il benessere delle persone, specie anziane. Altre cose che facciamo: uno spettacolo su Pasolini, un altro è divertente sempre per le donne, si intitola L'oroscopo dei pesci, che è uno spettacolo, era un radiodramma di Radio 3 di Ivan Cotroneo, dove ci sono nell'originale Serena Dandini, Maria Megliemonti e la Finocchiaro, queste 3 amiche che si contendono un uomo sempre al telefono, e questa è da ridere sugli stereotipi femminili e maschili, sempre per restare in tema, insomma, etico-morale. Un altro spettacolo si intitola Pantarei ed è una riduzione del libro di Luciano De Crescenzo, dove c'è Luciano De Crescenzo molto superficiale che dialoga con Eraclito, quindi la filosofia pura, ed è il filosofo più odiato della costa ionica. Nel mezzo però abbiamo il mercato di Napoli e abbiamo un cantautore napoletano che fa parte del Museum Project, che ci interrompe e insomma devasta tutta questa filosofia. Questo spettacolo è fatto per la giornata internazionale sulla disabilità, perché il protagonista è Giuseppe, che è un ragazzino con la sindrome di Down che suona, canta e fa il mio innamorato in questo caso. Altro spettacolo, abbiamo fatto 2 spettacoli sull'acqua, quindi tematica molto importante. Una l'abbiamo costruito insieme al coro Code di Bosco di Orsago, quindi questo coro di 40 uomini che cantano alternandosi alle nostre letture sull'acqua, e adesso ne stiamo invece progettando un altro, quindi sarà a settembre pronto, sempre sull'acqua, ma siamo io e Marica, le due lettrici pilastro, e che lo stiamo impostando dai bambini agli adulti, quindi letture completamente diverse, e però con gli strumenti musicali che rievocano il suono dell'acqua, quindi stiamo cercando una ricerca di questi strumenti. Una partecipazione del Museum Project è stata il docufilm 20 mesi, Storie di resistenza del Medio Piave di Michele Angrisani. Abbiamo partecipato economicamente, ma poi anche in presenza come testimonianza, e quindi insomma spettacoli ce ne sono parecchi, tutti a disposizione anche delle associazioni. Stiamo lavorando a 2 nuovi spettacoli, uno sarà su Anna Politkovskaja, che direi che è attualissimo, e un altro sui manicomi. Quindi anche lì un occhio particolare anche alla disabilità, perché verrà coinvolto lo stesso Giuseppe, ad esempio, in questo nuovo spettacolo. E questi sono insomma gli obiettivi del Museum Project.